I denigratori devono essere condannati, lo dice senza mezzi termini il presidente della regione Luca Zaia, in merito a tutti gli haters intervenuti a commentare sui social il mancamento di Arturo Lorenzoni, candidato alla presidenza del Veneto per il centro-sinistra, positivo al Covid durante un collegamento via Facebook con il ministro degli affari regionali Francesco Boccia, si è sentito male. Mi spiace e ovviamente faccio gli auguri di pronta guarigione, come ho detto fin da subito con l'esperienza del Covid. E mi fermo lì, e ovviamente vanno condannati tutti coloro che poi ne fanno azione di denigrazione e di quant'altro, come ho letto sui social, perché devono essere condannati senza se e senza ma. E proprio durante la diretta Facebook il ministro Boccia ha garantito davanti alla platea veneta l'impegno assoluto sull'autonomia, ricordando la stretta di mano con il governatore Zaia, e ha ribadito la volontà di esserci, un tavolo a cui partecipano tutti, regioni, comuni e città metropolitane. Ci fa piacere che il ministro porti l'istanza dell'autonomia, hanno un dossier lì sul tavolo ormai da 3 anni e spero che ne venga fuori un bel lavoro, visto e considerato che noi i compiti per casa li abbiamo fatti, come abbiamo sempre detto, i veneti sono andati a votare, si è fatto un grande lavoro e quindi questo governo, che ormai è in carica da più di un anno, ha tutti gli elementi per decidere e chiamarci alla firma. Intanto il presidente è tornato a parlare anche di campagna vaccinale antinfluenzale, mai come quest'anno al centro dell'attenzione. Posso solo ricordare che noi per primi come regione abbiamo acquistato 1,5 milioni di dosi, investendo oltre 8 milioni di euro. I vaccini in Veneto non sono obbligatori, sono raccomandati e quindi è facoltà di ogni cittadino provvedere alla vaccinazione per l'antinfluenzale, che è una campagna che si fa tutti gli anni.